Sindaco, un fatto sicuramente importante per l'amministrazione comunale. Qualche giorno fa la firma del contratto, oggi la posa della prima opera, un'opera importante, tanto attesa da parte dei cittadini del Comune di Palma, che è appunto la posa della prima pietra per i lavori di ampliamento del cimitero, un evento che è atteso da tantissimi anni. Dopo 12 anni siamo orgogliosi e oggi emozionati di aver posto la prima pietra di questi importantissimi lavori, perché rappresentano anche simbolicamente un passaggio cruciale per la vita del nostro Paese, perché da un lato andremo a dare decoro e dignitoso riposo ai nostri congiunti e ai nostri cari, dall'altro lato si mette in circolo, oltre all'investimento di 1.200.000 euro da parte del Comune, un circolo virtuoso di più di 9 milioni di euro di lavoro, che consentirà a un'economia purtroppo e congiunturalmente asfittica in questo periodo storico, di avere una linfa vitale per poter ripartire. Lavoreranno tecnici, lavoreranno carpentieri, muratori, ditte edili, maestranze, tutto quanto in questo momento magari risente maggiormente della crisi. Quindi un passaggio veramente storico. Ho voluto qui accanto a me i miei assessori, l'ex assessore Rinollo, il direttore dei lavori, proprio per simboleggiare come l'unità di questa amministrazione e il contributo che tutti danno singolarmente ogni giorno con grande impegno e abnegazione, poi alla fine non rimane semplicemente parola o annuncio, ma diventa un fatto concreto, e simbolicamente abbiamo posto oggi questa prima pietra, che è l'inizio dei lavori di questo importante cantiere. La scelta di oggi, mi permetterai di fare questa piccola parentesi, è un giorno per me assai importante e particolare. Oggi la buonanima di mio zio Giulio, vittima innocente di mafia, avrebbe compiuto 77 anni, se vile mano mafiosa non l'avesse strappato al nostro affetto e non fosse venuto meno per me quello che rappresenterà per sempre un maestro inarrivabile e irraggiungibile. A lui personalmente dedico questa importante giornata, perché a parte che riposa eternamente a pochi metri da dove siamo oggi, ma lui per questo cimitero, per questa città ha sempre lavorato, e io indegnamente cerco di portare avanti quella che è una missione di servizio per la nostra comunità, della quale la mia famiglia è orgogliosa di poterla portare avanti. Abbiamo sempre amato il nostro paese, continueremo ad amarlo per sempre, amiamo la legalità e siamo orgogliosi ed onorati di poter servire lo Stato e la comunità di Palma. L'assessore ai servizi cimiteriali che hai già intervistato e conosciuto è l'architetto Castronuovo, che in prima linea seguirà i lavori insieme al direttore dei lavori Fabio Nicoletti, che voi conoscete bene perché è persona capace, così come tutto il mio ufficio tecnico, che ringrazio ancora una volta per le loro capacità e per come vivono, non con il cliché del tipico dipendente pubblico, ma veramente come il dipendente pubblico deve essere, con un impegno, abnegazione, professionalità, senza mai controllare il cartellino o l'orario, ma proprio servendo una comunità. Abbiamo voluto la presenza dell'ex assessore Rinollo, che insieme a me, quando nessuno ci credeva, abbiamo partecipato a quei famosi spazi finanziari che oggi ci consentono di essere qui, e l'assessore Giuseppe Dorsi, che occupandosi anche di polizia municipale e in senso lato di sicurezza della nostra comunità, è stato per me un piacere averlo accanto, e che insieme a me insieme a tutti gli altri ha posto la prima pietra. Cosa dico alla mia città? Questo è il secondo cantiere credo che sia il terzo, assessore, il terzo cantiere che apriamo in 2 anni, ne apriremo altri 5 nel giro di brevissimo tempo, avremo altre 5 volte la posa della prima pietra. È un'inversione di tendenza, è sicuramente un percorso lungo ancora da portare avanti, è un'ennesima battaglia vinta, ma la guerra ancora deve essere combattuta per ridare quella dignità e quel futuro che la mia comunità, la mia Palma di Montechiaro merita di vivere. E come amo concludere i miei post o i miei comunicati, con forza ed orgoglio dico: viva Palma di Montechiaro! E oggi per noi è una data storica che si aggiunge a tutte le altre imprese che abbiamo fatto con abbiamo raggiunto con la nostra amministrazione. Oggi la posa della prima pietra qui al cimitero comunale, dopo tantissimi anni che il paese aspetta questo evento importantissimo. Oggi è un momento storico da festeggiare e da essere tutti contenti qui palmesi, e invito tutti all'inizio della nostra festa per festeggiare sia questo che la prima posa del cimitero.